Buon pomeriggio dal circolo Il Faro, amici di Fanner. È la 20ª giornata di Serie C2, Girone A. La CCCP ospita la Tevere Remo, che all'andata vinse per 2-1. Adesso un solo punto divide le formazioni, che si trovano rispettivamente al sesto e il quinto posto in classifica. Ed un'eventuale vittoria dei padroni di casa vorrebbe dire il sorpasso. Fischio d'avvio del direttore di gara, con i padroni di casa in possesso palla. Guancioli adesso in possesso palla, scambia con Milani. Castroni. Ancora Guancioli. Milani, possesso del pallone per la Tevere Remo. Guancioli. Prova a servire sulla sua verticale Signorelli. Capisce tutto il difensore in maglia rossa e mette il pallone in rimessa laterale. Milani. Guancioli viene incontro, ancora Milani, cerca di cambiare gioco su Castroni, che mette giù il pallone bene, prova a portarselo sul destro ma perde un brutto pallone. Ripartono i ragazzi in maglia rossa. Di Pasquale allarga sull'out di sinistra per Fabiani, capisce tutto Guancioli, cerca di portare via la sfera agli avversari ma non riesce in seconda battuta a farla sua. Adesso sale il pressing della Tevere Remo, che si spinge con tutti gli effettivi nella metà campo avversaria, conquistando il possesso del pallone. Milani. Castroni. Adesso Guancioli a destra, serve ancora Milani, chiude l'1-2 con Guancioli, cerca di servire in mezzo il compagno. Direttore di gara chiama la distanza. Castroni sul fondo, va in mezzo con il traversone, troppo indietreggiato però per il numero 9 Signorelli, che non può arrivare sulla sfera. Fa scorrere il pallone Umillaco, ancora non chiamato in causa in questi primi minuti di gara. Di Pasquale scambia con il compagno, che conquista una rimessa laterale in zona offensiva. Chiama lo schema Di Pasquale, appoggia per Piloca, che prova la conclusione di destro, ribattuta da Castroni, sarà ancora rimessa laterale, battuta fuori sempre per Piloca. Di Pasquale preferisce andare ancora da Piloca perché è pressato, lancio lungo fuori misura del numero 4. Guancioli. Milani. Castroni allarga bene sull'out di sinistra per Signorelli, che prova la conclusione a rete, la prima dell'incontro. Si perde alta sul fondo la sfera. Pomicino. Piloca. Di Pasquale sull'out di destra per Pomicino. Ancora in possesso del pallone il numero 8, converge verso il centro del campo. A spazio preferisce andare da Piloca, recupera un buon pallone il numero 9, messo giù, non c'è contatto per il direttore di gara. Di Pasquale rinviene sulla sfera e si è spostato a destra, mentre Guanciali va a fare l'ultimo uomo a impostare da dietro il gioco. Viene incontro Signorelli, perde il contatto con la sfera, regalando la rimessa laterale agli avversari. Pomicino. Di Pasquale. Ancora Di Pasquale. Scavetto in avanti a cercare il petto di Piloca. Mette in rimessa Milani. Di Pasquale. Prova il destro, Lucarelli ci mette il piedone, la fa sua, poi viene attaccato Guancioli, primo fallo commesso dalla CCCP ai danni del numero 10. Guancioli, serve Castroni, ancora Castroni col sinistro, viene incontro al pallone Signorelli, che cerca di girarsi, gli strappa la sfera Pomicino,
che riparte velocemente, prova il destro, murato da Castroni. Sfera finisce nella zona di Piloca. Di Pasquale. Larga per Fabiani. Giro palla della formazione padrone di casa. Scavetto, il pallone passa, in qualche modo Lucarelli deve distendersi. Signorelli perde un brutto pallone. Fabiani palleggia, passa dietro a Piloca che allarga, capisce tutto però il numero 10 Guancioli che riparte, prova la conclusione di destro, il pallone termina al lato della porta difesa da Umillaco, che è anche il capitano della CCCP, che adesso sta provando a spingere in qualche modo, deve stare però attenta alle ripartenze di qualità della formazione ospite. Fabiani prova il tunnel, capisce tutto, Castroni che poi se ne va, viene atterrato e c'è il secondo fallo guadagnato dalla Tevere Remo, mentre esce con il numero 6 Milani ed entra in campo con il numero 8 Castelli e Antonica sul punto di battuta. Castelli con il sinistro, Antonica con il destro. Parte Castelli che scarica sulla sinistra, ma c'è un fallo in attacco ai danni di Piloca, che è rimasto giù. Mentre cambio anche nelle fila della squadra di casa. È uscito Pomicino. Piloca, Di Pasquale che allarga dalla parte del nuovo entrato. Si tratta di De Simone. Fabiani, eccolo De Simone, tocca il suo primo pallone. Di Pasquale, a sinistra c'è Piloca che però perde la sfera, la recupera Castelli in qualche modo che poi la riperde. Ancora Piloca, allarga per Fabiani, si deve distendere Lucarelli che con il piede destro manda il pallone in calcio d'angolo. Sì, no, non è calcio d'angolo, è semplice rimessa dal fondo, l'ha ritoccata il giocatore in maglia blu. Subito dall'altra parte con il numero 8 che sotto porta fa il tap-in vincente, si tratta di Castelli che ha trafitto Umillaco. 1-0 quindi per la Tevere Remo quando siamo al 7° minuto di gioco. 1-0 degli ospiti che in ripartenza sono stati più svelti degli avversari ad arrivare sul pallone dopo la respinta di Umillaco. Partita in salita dopo appena 7 minuti per i padroni di casa che adesso perdono un altro pallone. Allarga sulla sinistra dove c'è Guancioli che scaglia il destro contro Umillaco. Sta spingendo di più in questo frangente la squadra ospite. Ci ha provato con Guancioli. Di Pasquale si accentra, scarica per Piloca. Piloca da De Simone. C'è lo spazio per provare il sinistro, non se la sente il numero 11. Scarica dietro per Di Pasquale che serve in qualche modo Piloca che non riesce però a addomesticare il pallone. Battuta di fretta la rimetta, il direttore di gara assegna la rimessa laterale alla Tevere Remo che conduce per 1-0. Castelli, Castroni, Guancioli, ancora Castroni. Guancioli viene incontro Castelli, so Guancioli, c'è il taglio di Castroni che non viene servito, preferiscono andare a sinistra, il pallone al centro che rimane lì e poi Castroni non riesce a infilare il pallone in rete. Ripartenza di Piloca che prova il destro, centrale facile per Lucarelli. Guancioli se ne va, terzo fallo commesso dalla CCCP. Dopo 5.
Bruno in possesso della sfera, Piloca, De Simone, Di Pasquale, allarga sulla destra per Piloca, recupera bene il pallone Castelli che allarga per il solito Guancioli, cerca di servire sull'out di sinistro Antonica. Guancioli, Castelli per Antonica che si gira bene, si porta il pallone sul mancino, però spara addosso ad Umillaco. Secondo fallo anche commesso dalla Tevere Remo. Siamo a quota 3 in favore della Tevere Remo e 2 per la CCCP, che adesso chiama il time out. Si ricomincia sul risultato sempre di 1-0 per la Tevere Remo. De Simone, Di Pasquale, De Simone mette giù il pallone con il petto, poi però si porta il pallone in rimessa laterale. Castelli conta l'arbitro, Castelli temporeggia un po' a battere il fallo laterale, viene attaccato, non c'è nulla per il direttore di gara, passa il pallone, non può arrivarci però Antonica. Piloca, De Simone, Di Pasquale, si porta il pallone sul sinistro, viene pressato bene, poi di tacco lascia lì la sfera per Piloca che viene pressato in mezzo a due, però in maniera regolare. Non fischia il direttore di gara per questo intervento a piedi uniti. Riparte Bruno al centro del campo, pressato bene da Castroni che fa sì che sbagli l'appoggio l'avversario. Castelli allarga sulla sinistra dove Milani può tentare la battuta a rete. Rimessa laterale, battuta corta per Castelli. Castroni, larga sulla sinistra per Milani che sbaglia la misura del passaggio. Pomicino, appena rientrato sul terreno di gioco, scambia con Follo invece primo ingresso in campo per il numero 2. Piloca, Bruno. Pomicino viene incontro Piloca, spalla alla porta, prova a girarsi, c'è l'ottima marcatura del numero 6 Milani che conquista la rimessa, mentre in maglia bianca è entrato il numero 3 Masci. Pomicino, Piloca, l'unico giocatore che ancora non è uscito. Follo, Pomicino, lungo in verticale per Follo, restato bene da Antonica, recupera il pallone la Tevere Remo con Castroni, passaggio troppo arretrato per il compagno. Ricordiamo che la Tevere Remo si trova in quinta posizione, mentre la CCCP in sesta, un solo punto divide le due compagini. Lancio lungo nella zona di Bruno che mette giù il pallone col petto, forse spinto, ma non è così per il giudice di gara. Antonica sulla palla, scambia subito per il sinistro del neoentrato Masci, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo, battuto in mezzo, in qualche modo Umillaco salva i suoi. Battuto corto l'angolo, la zona di Tonica che prova a girarsi, perde il contatto con la sfera, rimane lì il pallone, poi
esce bene il numero 14 in maglia rosso-blu, Bettinelli, e conquista il terzo fallo. Siamo a quota 3 per parte. Bettinelli appena entrato, Follo converge verso il centro, Bettinelli, ultimo uomo pressato, scarica su Pomicino che riserva ancora Bettinelli per vie centrali. Follo perde la sfera, si lamenta con il direttore di gara per un contatto con l'avversario sulla caviglia destra. Non è così per il direttore. Bettinelli, non si capiscono i due compagni di squadra, regalando la sfera a Milani. Castroni, Masci, ancora Castroni, Masci si allarga sulla sinistra bene, Castelli, ma il pallone è uscito. Si trattava di Antonica. Follo, Chiocca, si trascina il pallone in fallo laterale. Masci, Castroni, sale il pressing dei padroni di casa che commettono il fallo, il quarto. Questa volta è stato commesso da Follo sul numero 3 Masci, che adesso va a cercare Signorelli, appena rientrato sul terreno di gioco. Bettinelli, a spazio sull'alto di sinistra Chiocca. Punto Chiocca ha cercato, perde il contatto con il pallone, poi Signorelli prova il destro, violento ma fuori misura, del numero 9. Siamo giunti a metà della prima frazione di gioco, c'è un'ottima occasione per la CCCP con Bettinelli che però è a spalla alla porta, deve girarsi per cercare la conclusione con il piede preferito. L'arbitro non fischia, può ripartire Milani, allarga sulla destra dove c'è Masci, ancora serve Milani che mette il pallone al centro. Signorelli non può arrivare sulla sfera, riparte Bettinelli, allarga sull'out di destra per Follo che mette in mezzo. Si lamentano di un calcio di rigore i padroni di casa. Non è così però per il direttore di gara, che sta facendo giocare molto in questo avvio. Sul pallone Chiocca, prova la conclusione. Lucarelli, facile, la fa sua e va al lancio lungo a cercare Signorelli, che conquista un ottimo calcio d'angolo. Primo time out chiamato dalla Tevere Remo. Si riprende sul risultato di 1-0, Guancioli sul pallone, prova la battuta a rete il compagno che non trova lo specchio. Umillaco con le mani, molto più impegnato del suo collega Lucarelli. Dall'altra parte ha effettuato uno, massimo 2 interventi. Eccolo appunto il capitano con le mani. Serve Chiocca sulla fascia sinistra. Pomicino, Chiocca, punta l'avversario, viene incontro Bettinelli, ancora Pomicino, Bettinelli. Non c'è molto movimento nella zona centrale del campo per gli ospiti. Bettinelli prova a fare tutto da solo e guadagna un fallo, forse un po' generoso in questo frangente. Il fischio del direttore di gara. 4-4 è il conteggio dei falli commessi a metà del primo tempo. 2 uomini in barriera per Lucarelli, mentre sulla sfera c'è Bettinelli per la CCCP. Parte Bettinelli con il mancino sulla schiena
dell'avversario. Masci, sarà corner. Follo alza il pallone, in mezzo c'è Chiocca, preferisce andare fuori da Di Pasquale, capisce tutto Signorelli, il capitano della Tevere Remo. Follo tenta un dribbling di troppo, si trascina il pallone oltre la linea del terreno di gioco. Lucarelli, lancio lungo nella zona di Signorelli. Chiocca, pressato, resta ancora in possesso di palla Di Pasquale, larga sull'out di destra per Follo che può andare in mezzo con il destro. Il pallone sorvola l'area di rigore, non può arrivarci Chiocca però, che aveva affrettato i tempi dell'inserimento. Lancio lungo sempre nella zona di Signorelli che fa a sportellate con Di Pasquale, che fino a questo momento ha sempre avuto la meglio sull'attaccante maglia numero 9. Entrato in campo adesso Puzzeddu, Di Pasquale, Bettinelli, il 21esimo minuto di gara, risultato sempre di 1-0 per la Tevere Remo. Bettinelli si gira con il sinistro, di poco non ha trovato lo specchio, il pallone ha accarezzato il palo alla sinistra di Lucarelli. Guancioli chiude il triangolo, male però con Castelli. Andato vicino a un gran gol Bettinelli, che adesso chiama ancora il pallone, viene servito, conquista calcio d'angolo. Di Pasquale per Puzzeddu, fuori. Ci deve mettere i guantoni Lucarelli. Attacca adesso la CCCP che vuole riaprire questo incontro prima della metà di gara. Pallone perso, Signorelli in possesso della sfera. Si deve girare in qualche modo andando dal portiere Umillato che lancia nella zona di Bettinelli. Ancora Bettinelli, viene atterrato, non c'è fallo per il direttore di gara, può ripartire la Tevere Remo con Signorelli. Signorelli prova la conclusione, non sfrutta l'occasione d'oro del 2-0, si stendono le due squadre adesso. Il pallone va a finire tra le braccia di Lucarelli che mette un po' più di serenità. Ha fallito l'occasione del 2-0 Signorelli, che a tu per tu con Umillago si è fatto ipnotizzare spedendo il pallone sul fondo. Adesso Guancioli, se ne va bene Guancioli al centro del campo, prova il destro, il pallone accarezza il palo. Piloca, Fabiani, rimessa dal fondo. Sono aumentati notevolmente i ritmi. Lancio lungo, sempre nella zona di Signorelli che questa volta arriva sul pallone, spalla alla porta, viene forse trattenuto, non è così per l'arbitro, si può proseguire. Attaccato duro, finisce a terra il giocatore in maglia blu. Quinto fallo commesso dalla Tevere Remo. Al prossimo sarà tiro libero per i padroni di casa. Fabiani sul punto di battuta, cerca di servire Piloca, recupera il pallone Guancioli, servito da Antonica. Ancora Guancioli, bello lo scarico dietro, conquista anche il fallo. Quinto fallo anche per la Tevere Remo. Guancioli allarga sulla sinistra, c'è Castelli che mette giù il pallone, prova ad andare ancora da Guancioli che prova la puntata, si perde sul fondo, il tiro di destro. Castroni mette giù il pallone di testa, servendo Castelli, Castroni, Guancioli, ancora Castroni, sulla sinistra Castelli,
viene incontro appena entrato Antonica che perde la sfera. Puzzeddu, Di Pasquale da lontanissimo, si allunga Lucarelli stendendosi a terra, fa ripartire adesso Guancioli. Castroni, ancora Castroni, il quintetto in maglia bianca gira il pallone da dietro con Guancioli e Castroni che cerca di servire sulla sua stessa linea Antonica, che serve appunto Guancioli. Castroni, rimpallato il pallone, rimane lì, lancio nella zona di Antonica che mette giù e conquista il calcio d'angolo dopo l'ottima respinta di Umillaco. Sbaglia la misura del passaggio Antonica, regalandola a Fabiani. Puzzeddu prova il sinistro da dimenticare. Guancioli, Castelli con il mancino da Castroni, quindi ancora Castelli, è partito Antonica, servito benissimo a tu per tu col portiere, ferma tutto Umillaco. Ottimo anticipo di Castroni che aspetta i compagni, serve sulla sinistra il numero 8 Castelli che spara addosso ad Umillaco. Ancora un'altra occasione sciupata per i ragazzi in maglia bianca. Battuta corta, respinta di Umillaco che salva ancora i suoi, forse il migliore in questa frazione di gioco. Piloca cerca di servire Fabiani. Castelli sulla destra, Antonica prova la conclusione. Stanno arrivando con molta più facilità degli avversari i ragazzi della Tevere Remo nei pressi della porta difesa da Umillaco. Il capitano per ora il migliore in campo. Bettinelli, Fabiani alza il pallone, Piloca cerca di servire Bettinelli, pallone troppo lungo per il numero 14 Guancioli. Ottima la sponda di Antonica. Guancioli serve Antonica, ancora Castroni, allarga bene. Ottima fase di impostazione della Tevere Remo. Poi viene messo giù Piloca, c'è una protesta di troppo, palla arriva a Fabiano. Castroni sbaglia la misura dell'appoggio. Di Pasquale per Piloca, ha provato il diagonale di destro. Lucarelli, solito lancio lungo, questa volta per Antonica che mette bene giù la sfera di petto, conquista il corner. Guancioli, siamo entrati adesso nel recupero, saranno 2 i minuti segnati dal direttore di gara. Piloca, Fabiani, viene incontro Bettinelli, appunto servito. Fabiani, ancora Bettinelli, aspetta bene dietro la formazione in maglia bianca che adesso riparte benissimo. C'è Milani sull'out di destra, il pallone rimane lì e poi c'è il palo preso da Antonica. Ancora Guancioli, Guancioli, ancora Umillaco, salva i suoi. È successo di tutto in questi 10 secondi. Piloca, adesso siamo già dall'altra parte con Bettinelli che perde la sfera, la recupera Antonica, serve Guancioli, 3 contro 2, c'è spazio sull'out di destra, pallone ribattuto, è andata più volte vicino al raddoppio la Tevere Remo. Piloca, lancio nella zona di Fabiani, mette bene giù il pallone, lo addomestica Castroni. Poi Antonica preferisce non attaccare e andare dietro da Guancioli che richiama la calma ai suoi. Guancioli, Milani non aumenta la pressione dei padroni di casa. Sale adesso Fabiani, conquista una rimessa dal fondo
Milani, solito Lucarelli, lancio lungo per Antonica che appoggia bene su Castroni, conquista l'ennesimo calcio d'angolo. Si dovrebbe chiudere la prima frazione di gioco dopo questo corner. Battuto fuori per Castroni, palo clamoroso colpito da Castroni che aveva battuto Umillaco. Si chiude sul risultato di 1-0 il primo tempo per la Tevere Remo. Si può ripartire sempre sul risultato di 1-0 in favore della Tevere Remo, che ha sbloccato l'incontro dopo appena 5 minuti di gioco. Piloca arriva sul pallone, Bruno, Di Pasquale, ancora Piloca, serve bene Bruno sull'out di sinistra che mette ancora il pallone al centro a cercare il taglio in verticale di Piloca, capisce tutto però la retroguardia in maglia bianca. Guancioli sulla destra, raddoppiato Milani, mette il pallone dietro per Castroni che va a lancio lungo per Signorelli che ha sciupato l'occasione del 2-0 a pochi istanti dal termine, trovandosi a tu per tu con Umillaco. Le formazioni rientrano con i quintetti titolari. Di Pasquale viene incontro Piloca che si gira bene, ancora Piloca, viene toccato al limite dell'area, non c'è nulla per il direttore di gara, proteste accesissime da parte del coach, dell'allenatore della squadra in svantaggio. Rimessa laterale, battuta corta di Pasquale, Pomicino allarga con Piloca, Di Pasquale attaccato da Signorelli, non c'è spazio, ancora Piloca, si appoggia a sinistra da Bruno, Di Pasquale, Piloca, Pomicino, girano palla di prima, capisce tutto Castroni che serve Signorelli, ancora Castroni a tu per tu con il portiere, spara alto a 2 metri dalla porta, ottima occasione per il raddoppio della Tevere Remo. Adesso c'è Bruno, serve Piloca, cerca di mettere il pallone con il destro forte in mezzo, colpisce solo il corpo di Guancioli, sarà calcio d'angolo il primo di questa ripresa. Battuto per Piloca, spara altissimo Lucarelli con le mani da Guancioli, porta a spasso l'avversario, ancora Guancioli, prova la girata di destro di prima battuta, calcio d'angolo anche dall'altra parte per la Tevere Remo. Milani e Signorelli in mezzo, si va fuori da Castroni, trova il destro ad incrociare, nessun pericolo però per Umillaco, autore di uno stupendo primo tempo. Piloca, Di Pasquale, prova la botta con il destro, questa volta Pomicino, Lucarelli chiama lo schema che però non porta i risultati sperati. Milani, Guancioli, scavetto dalla parte di Castroni, Pomicino, Di Pasquale lascia la sfera tra i piedi di Piloca che allarga sulla sinistra per Pomicino. Di Pasquale, Bruno non centra lo stop, pallone tra le mani di Milani, la mette giù, batte la rimessa laterale, perde la sfera, poi Castroni deve metterci una pezza, si era fermato Guancioli, recriminava di un fallo non fischiato dal direttore di gara, palla fuori per Pomicino,
si distende Lucarelli con il piede, manda il pallone in rimessa laterale. Ottimo intervento del numero 1 in maglia rossa, che ha salvato i suoi in questo frangente. Eccolo Lucarelli, lancia male, però mette giù di petto Pomicino. Piloca, salta Castroni che rinviene sul pallone, ancora Piloca, si gira e poi l'arbitro fischia il calcio di punizione. Aveva concesso il vantaggio, però poi il numero 4 ha perso il contatto con il pallone. Giustamente l'arbitro ha fischiato il fallo. Arriva sul punto di battuta il numero 11, appena entrato. Si tratta di De Simone, messo in campo dall'allenatore per battere questo calcio di punizione. De Simone sul corpo di Lucarelli, poi Guancioli spazza via allontanando ogni pericolo. Umillaco viene incontro il solito Piloca contro Guancioli, deve girarsi, allarga sulla destra per Bruno, spalla alla porta, deve girarsi anche il numero 10 De Simone. Si chiude molto bene però la Tevere Remo, facendo indietreggiare gli avversari, aumentando il pressing. Viene incontro Bruno, passaggio rischiosissimo che passa sotto le gambe di Signorelli e poi costretta all'errore di Pasquale. Viene incontro Signorelli che mette bene giù il pallone con il destro, allarga per Castroni che prova la conclusione di destro. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Corner battuto per Guancioli che prova il destro di prima intenzione. Piloca, forse uno dei più propositivi dei suoi, scambia adesso con De Simone che si porta la sfera sul destro, sopra il piede preferito del sinistro. Scambia adesso con Bruno che chiude il triangolo con Piloca, rimane lì la sfera e con il ginocchio salva tutto il solito Lucarelli. Chiede il movimento dei suoi Milani, non lo ottiene, allora va dietro da Guancioli. Castroni, conclusione, murata di Pasquale, ancora calcio d'angolo. Guancioli chiama 5, il pallone era per Signorelli, arriva Bruno però prima di tutti, riesce a tenere anche il pallone all'interno del terreno di gioco. Guancioli in qualche modo rinviene sulla sfera senza commettere fallo, allarga per Signorelli, ancora Guancioli in due tempi. Umillaco, rientrato in campo Fabiani, eccolo servito sull'out di destra, prova a superare Castroni che però non si fa superare il difensore in maglia numero 5. Proteste accese adesso da parte di Fabiani che viene ammonito dal direttore di gara. Primo ammonito del match al 7° minuto della ripresa, il numero 16 Fabiani. Mentre siamo 1-1 sul punteggio dei falli commessi. Conquista Antonica, la rimessa laterale, battuta per Castelli, sinistro ad incrociare, insidioso, però non c'entra lo specchio. Umillaco, adesso Piloca. De Simone si è spostato al centro. Piloca forse toccato duramente da dietro. Il direttore di gara sta facendo correre
in questo avvio. Guancioli, lancio lungo, bellissimo per il numero 7 che mette giù il pallone di tacco e poi commette fallo. Piloca, De Simone vuole portarsi il pallone sul piede preferito, recupera tutto Guancioli, toccato da dietro duramente per Fabiani, doppia ammonizione per il numero 16 che viene espulso nell'arco di 2 minuti, 2 cartellini gialli per Fabiani. Rimane con un uomo in meno per 120 secondi. La CCCP che è anche in svantaggio. Antonica, Masci, Castroni, largata sulla sinistra. Masci, Castroni, ancora Masci. Difende a zona il CCCP con l'uomo in meno. Castroni prova la botta di destro. Si distende Umillaco e manda in rimessa. Masci, ancora da Castroni. Antonica, Castroni, Masci. Ancora Masci, a spazio, allarga sul fondo. Castroni, Masci di punta con il mancino. Può provare la conclusione, solo rimessa laterale. Castroni, larga sulla destra per Antonica. Castroni, Masci. Entra dentro l'area di rigore. Castelli che spara con il sinistro e colpisce il palo. Prova la botta Castroni e poi allontana in qualche modo Di Pasquale. Manca un minuto ancora. Può provare la Tevere Remo con un uomo in più a segnare il gol del raddoppio. Castroni. Passaggio sbagliato, fuori misura per Masci da parte di Antonica. Perde tempo Di Pasquale sulla bandierina. Pallone ancora buono. Di Pasquale conquista la rimessa laterale. Ammonito il numero 3 Masci per non aver dato la distanza, mentre è entrato adesso in campo Bettinelli. Si ristabilisce la situazione di parità per quanto riguarda il numero di giocatori in campo. Dopo 2 minuti con un uomo in più la Tevere Remo non ha approfittato. Il risultato è sempre però in favore delle maglie bianche, che adesso provano a attaccare e lo fanno molto bene con Antonica che trova il gol del raddoppio. 2-0 Tevere Remo. Dopo 2 minuti con un uomo in meno non hanno trovato il gol, l'hanno trovato ad uomini pari i ragazzi della Tevere Remo, che adesso conducono per 2-0. Castelli perde il contatto con la sfera, anzi no, la rimessa è per la Tevere Remo. Masci, Antonica, Castroni, pallone per Lucarelli che allarga molto bene. È uscita la sfera. L'autore del gol non è riuscito a controllare il pallone.
Ancora Antonica, si porta il pallone sul destro con il tacco, stava per fare un gol bellissimo il numero 7, ha trovato davanti a sé ancora la risposta di Umillaco, finora senza dubbio il migliore dei suoi. Piloca allarga male sulla sinistra e poi si trascina il pallone in rimessa. Ottima la tenuta dell'1 contro 1 di Masci. Castelli recupera il pallone, Bettinelli che salta secco un avversario, ancora Bettinelli, viene messo giù, non c'è nulla per il direttore di gara. Castroni sull'auto di destra mette il pallone al centro, troppo arretrato per Antonica. Brutto disimpegno, recupera il pallone Castroni, viene messo giù senza fallo per il direttore di gara. Bettinelli spara addosso a Lucarelli. Siamo già dall'altra parte con Castroni che prova il destro in 2 tempi, la fa sua Umillaco. Lancio lungo, cercare la testa di Bettinelli, mette in rimessa Masci. Partita che va a tratti, momenti di alto ritmo alternati a fraseggi prolungati in fase difensiva della Tevere Remo. Adesso però prova a spingere la CCCP, deve spingere essendo sotto per 2-0. De Simone, Bettinelli, spalla alla porta, viene anticipato, rimessa laterale. Pomicino, De Simone per Piloca, prova il destro, si alza il pallone e poi De Simone allontana. Bettinelli fa sportellate con Castroni, alla meglio il difensore in maglia bianca. Masci, Castroni, Antonica, ancora il numero 7, viene incontro Castelli che scambia bene con Antonica, cerca il passaggio in verticale. Milani, centrale per Antonica, buono il fraseggio della Tevere Remo. Castelli allarga per Castroni, serve Castelli ancora davanti al portiere che non riesce a fare la sponda. Bettinelli salta un avversario, non riesce a saltare il secondo, si tratta di Castelli. Ancora Bettinelli sul pallone, salta a 2 avversari, allarga per Piloca, capisce tutto però Antonica che riparte, si porta il pallone sul sinistro, però la conclusione con i piedi in calcio d'angolo Umillaco. Battuto per Amadio, il primo ingresso in campo del numero 4 che prende parte anche lui a questo match sul risultato di 2-0. Amadio, Milani, Castelli, scarica bene per il neoentrato Amadio che prova a portarsi il pallone sul sinistro con la suola, viene chiuso da Di Pasquale. Castelli con il mancino in mezzo, non riesce in scivolata Antonica ad intercettare il pallone. Time out chiamato dalla CCCP. Si riprende sul risultato di 2-0 per gli ospiti che hanno raddoppiato con Antonica. Adesso la CCCP in possesso del pallone, pressato Bruno, perde la sfera sull'attacco del neoentrato Amadio. Castelli viene incontro Antonica, toccato duro, Milani, non c'è fallo. Bruno sull'out di sinistra, rimane per terra Milani e poi il compagno butta il pallone in rimessa. Come Simone, non è De Simone. Sì.
Sì, ma hai reagito come se avessi... No, nel senso lui può anche farsi male, così, non è che te sta di... Ma certo, no, sopra il palestino. Fa il contrario quello che fa poi, però. Lucarelli, lancio in prossimità di Antonica, che rinviene in 2 tempi sul pallone. Guancioli, eccolo servito, allarga bene sulla destra per Amadio, pressato da Follo, scarica per Castelli, toccato da dietro. Battuto, prova al sinistro De Simone, colpisce Bruno sulla schiena. Lucarelli, lancio lungo, sempre nella zona di Antonica, capisce tutto Di Pasquale questa volta. Prova al sinistro De Simone. Chiama lo schema numero 3, Lucarelli. Amadio, viene incontro Antonica, che di fisico riesce a rimanere in possesso del pallone. Guancioli, attacca Follo, il numero 10. Scarico dietro di Guancioli. Amadio, servito benissimo, esce bene, palla al piede, la squadra in maglia bianca. Ancora Amadio. Guancioli, Amadio, cerca di chiudere il triangolo, il pallone è troppo lungo però per il numero 4. Pomicino, Follo, De Simone. Ancora De Simone in possesso della sfera, si porta il pallone sul piede preferito, prova il sinistro ad incrociare, palla che si perde ancora lunga. Antonica prova la sponda. Guancioli, Amadio, ultimo uomo, viene incontro Castelli, ferma il pallone con la suola, non c'è fallo per il direttore di gara. Pomicino ha spazio, mette il pallone forte e teso al centro. Amadio con la spalla salva tutto. Ancora Pomicino, questa volta va in porta con il destro, recupera il pallone la Tevere Remo con Antonica. Amadio prova a servire sulla sua Castelli, mentre rientra adesso in campo Piloca. Perde un brutto pallone Piloca e poi Antonica prende il palo a porta spalancata, non chiude la partita la Tevere Remo. Portiere di movimento per la CCCP. Pomicino, Umillago, viene attaccato, ancora Pomicino, ottima però la difesa delle maglie bianche. Piloca viene toccato durissimo, fallo commesso da Amadio. Viene ammonito il numero 4, Amadio. Si allaccia allo scarpino Umillaco. Giocherà con il portiere di movimento questi ultimi 8 minuti di gara, il CCCP. Pallone toccato per Piloca, va con il destro forte e teso in mezzo per trovare una deviazione. La deviazione però è della Tevere Remo, sarà calcio d'angolo. Bruno, ancora in possesso del pallone, Piloca. Bruno, tutta schiacciata nella prima metà campo la Tevere Remo. Pomicino adesso prova a far passare un pallone, non c'è lo spazio però. Rimessa laterale, Bruno.
Sale adesso Umillaco, portiere di movimento quindi per la CCCP. Pomicino, Umillaco, ancora Pomicino, cerca di servire in mezzo il compagno, poi Signorelli prova a portarsi la sfera sul destro. Time out chiamato dalla Tevere Remo. Si riprende, risultato sempre di 2-0 con la CCCP che proverà sicuramente a segnare. Hanno più spazio davanti i ragazzi in maglia bianca. Umillaco, lancio lungo, la zona di Bettinelli che tocca di testa. Masci, Lucarelli, ancora Masci, lancio nella zona di Castroni che non può correre per arrivare sulla sfera, troppo lunga. Piloca, Pomicino, Umillaco, Pomicino, Follo, Pomicino, ancora Follo, Pomicino, Umillaco, Follo, ancora Pomicino, Bettinelli, si porta il pallone sul destro, allontana Lucarelli. Umillaco con le mani, Bettinelli mette giù, allarga sulla destra per Piloca che prova il destro, si deve allungare Lucarelli, miracolo del numero 1. Lucarelli mette giù bene il pallone Signorelli che fa salire i suoi, c'è la sovrapposizione di Castroni, servito bene sull'out di destra. Masci, Guancioli, ancora Masci, dietro da Lucarelli che scaraventa in avanti il pallone nella zona di Signorelli. Umillaco, Pomicino, Piloca, guadagna la rimessa laterale Piloca. Pomicino, servito adesso Umillaco, bene per Bettinelli che ha spazio, serve Piloca che fa il gol del 2-1, si riapre la partita a 4 minuti dal termine. Ha riaperto la partita la CCCP, adesso Masci perde la sfera, Follo, Umillaco deve allontanare la sfera, a 5 secondi il portiere, ricordiamo, per oltrepassare la linea del centrocampo. Castroni, Signorelli, prova ad andarsene, viene messo giù. Calcio di punizione di Pomicino ai danni del numero 9 in maglia bianca. Siamo a quota 3 falli. Signorelli a spazio, attaccato da Pomicino e poi da Piloca. Perde il contatto con la sfera e poi c'è un brutto intervento in scivolata per fermare la ripartenza di Guancioli su Piloca. Minuti recupero. Adesso però, da quando rifiore, ci faccio da però, da quando rifischia. Pomicino sul punto di battuta. Siamo entrati nel recupero in questo istante. Follo, Umillaco, ancora Pomicino, Follo, Umillaco, Follo, Pomicino, Follo,
Umillaco prova lui con il destro a impensierire la difesa avversaria, mentre è rientrato De Simone, che forse può fare male con il mancino. Umillaco, eccolo De Simone. Pomicino scambia con De Simone, che si è spostato qua sull'out di destra per cercare la conclusione con il mancino. Eccolo De Simone. Pomicino. De Simone, forse un po' troppo lenta in fase di impostazione la manovra offensiva. Piloca entra in area di rigore, Piloca prova il destro con la spalla. Lucarelli la fa sua e tenta la battuta a rete. Lucarelli, e direttamente da rinvio sigla il gol che chiude l'incontro. 3-1 per la Tevere Remo. Il risultato. Umillaco, De Simone. Mancano 2 minuti al termine. Umillaco dall'altra parte per Bettinelli, prova la conclusione, arriva Signorelli sul pallone, lo difende, raddoppiato, perde la sfera e poi da dietro a terra De Simone. Quinto fallo per i ragazzi in maglia rosso-blu. De Simone sulla battuta con il sinistro direttamente in porta. 3-2. Si chiude però l'incontro. Nulla da fare per la CCCP. Il gol non ha alcun significato. La Tevere Remo conquista 3 punti e si porta a 32 in classifica.